E siamo di nuovo in diretta, 18:33, è il momento del nostro ospite telefonico. Lei è laureata in scienze politiche, è attivista per i diritti civili, è esperta in comunicazione, è giornalista, è madre di 2 bambine e crede che la diversità sia una ricchezza e per questo ha fondato l'associazione Diversity Lab. Buonasera, benvenuta Francesca Vecchioni. Buonasera a tutti, buonasera Rea, grazie per l'invito e buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Sì, andava bene più o meno la presentazione, questa è proprio il sunto, no? Noi insomma, noi siamo tante cose, no Reo? Sì, però questa siamo diciamo... tutti tante cose. Esatto. È difficile sempre definirsi con un massetto, no, di dati. Io prima di farti entrare nello specifico delle varie attività che svolgi e che io trovo tutte interessanti, e non lo dico solo perché ci conosciamo personalmente, volevo dire a chi ci ascolta, sia in FM e chi anche in streaming, che Francesca Vecchioni, che appunto è portatrice dei diritti civili nell'ambito della diversità di orientamento sessuale, lo ha sempre fatto, io ne sono stato testimone, mai in maniera provocatoria, ma sempre per arrivare a condividere anche opinioni diverse, ma su un piano di dialogo. Io questo te lo riconosco e non te lo dico solo perché ci conosciamo di persona, ma perché l'ho potuto vedere e ascoltare con i miei occhi e con le mie orecchie. Ti ringrazio. Reo, poi tra l'altro quando si parla di inclusione, in questo senso noi ci conosciamo o sono più conosciuta per alcuni temi, però Diversity, che è l'associazione presiedo, in realtà tratta proprio l'inclusione in senso molto ampio, ossia non solo per le tematiche che hanno a che fare con l'orientamento sessuale, l'identità di genere, ma molto e soprattutto con tutte le altre, perché per esempio il tema di genere, quindi le discriminazioni verso il genere femminile o anche verso quello maschile in alcuni casi, perché esiste sempre il doppio lato di una medaglia. Poi le questioni d'età, le discriminazioni per età sono in Italia, soprattutto dal punto di vista lavorativo e economico, sono molto forti in Italia in questo momento. Sì. Poi non pensiamo all'etnia, sappiamo benissimo cosa sta succedendo certo. Sui temi di etnia, religione. Insomma, c'è molto da fare per riuscire a rendere questa però io che ti ho ascoltato, perché dovete sapere, poi parleremo anche di quello, ma Francesca ha scritto anche un bellissimo libro. Io ho avuto l'onore e la fortuna di essere, non so se te lo ricordi, partecipe in una delle tue tappe qui a Roma, e io ho notato che quando tu tratti questi temi con il pubblico che hai davanti, in quel caso presentavi il libro, ma in generale quando parli, anche se sono tematiche che porterebbero alla provocazione, allo scontro, alla frase detta per colpire, per scandalizzare, per in qualche modo fare muro contro muro, tu non lo fai mai, io non te l'ho sentito mai fare. Hai un modo dolce di portare avanti queste opinioni e queste idee. Io penso che sia così. Ma ti ringrazio, questa è una cosa bella che mi dici. Questa è una differenza, perché, perdonami Francesca, questo dal mio punto di vista da vecchietto, visto che ho superato i 50, non da molto, ma quello che a volte rovina, proprio sul nascere, alcune idee valide, è il modo di porle sbagliato, e tu invece le poni bene. Sicuramente, però questo succede su qualunque argomento, nel senso che secondo me questo non differenzia l'essere, non so, un attivista o lavorare solo su alcuni argomenti o su altri temi. Questo differenzia le persone, nel senso, ci sono persone che hanno una modalità. Io credo per esempio molto nel fatto che l'inclusione sia creare ponti, no? E quindi come fai a riuscire a essere inclusivo se non comunicando in maniera da arrivare all'altro, ma anche empaticamente? Quindi bisogna sempre mettersi nei panni di chi magari ha paura, e quindi è quella paura che gli fa pensare o lo fa pensare che qualcosa che non conosce possa essere negativo. E questo succede su tutti i temi appunto della diversità, ed è molto molto importante, molto più efficace riuscire ad arrivare in maniera anche come si può dire, anche educata, se vogliamo, perché un po' di educazione forse farebbe, e anche positiva, perché ci stiamo dimenticando davvero in questa società dove guida, no, nei social guida l'odio, nel social certo.
nella comunicazione guida moltissimo, quasi come fosse contagioso la rabbia, l'odio, anche perché si fanno tanti più like, e questo è tristissimo se ci si pensa, no? Esatto. Allora ci stiamo dimenticando che invece le parole belle, le parole positive sono quelle che valorizzano gli altri, noi stessi e gli altri, e portano avanti il mondo in maniera positiva. Sì, dobbiamo ricordarci sempre che il linguaggio è fondamentale. Creano il ponte del dialogo, perché se c'è un'educazione alla parola, come dicevi te, morbida, che va ad includere quindi quell'empatia di cui parlavi, cioè mi metto dalla parte di chi la pensa diversamente da me per cercare quali sono le sue paure, quali sono le sue ansie, quali sono le sue difficoltà, per andare poi a trovare un punto di incontro, o anche che non lo vado a trovare ma rimango in un dialogo educato, in un dialogo di rispetto. Assolutamente, ma poi il muro contro muro non paga mai, Reo. C'è da dire anche un'altra cosa, esiste anche a volte il bisogno di dire qualcosa di fermo, qualcosa di netto. Io sono convinta che però si possa fare sempre con il massimo rispetto verso l'opinione di tutti. Poi bisogna ricordarsi che esistono opinioni, esistono fatti. Certo. Per esempio non sempre alcune opinioni vengono confuse. Si pensa che magari un insulto possa essere scherzoso, invece c'è differenza tra un insulto, un'offesa o uno scherzo, come c'è differenza anche tra un'opinione e un fatto. Molto spesso mi criticano quando non faccio, per esempio, interviste dove mi metto a fare un contrappunto, cioè un contraltare con qualcuno che parla, per esempio, di temi sull'omosessualità o sulla genitorialità omosessuale, come se avessi qualcuno in contraddittorio. Ecco, io credo davvero che sia difficile avere dei contraddittori su quello che si è, ad esempio, non su quello che si pensa. Cioè, nel mio caso fare un contraddittorio vuol dire dover affermare cioè la mia esistenza o la mia inesistenza, l'esistenza mia o delle bambine. È logico che quello diventa difficile per me, mentre io trovo molto molto più bello riuscire a parlare in maniera aperta e usare un ponte. Esatto, sono d'accordo. Poi per chi l'ascolto voglio dire che, perché l'ho visto anche questo con i miei occhi, che fortunatamente non conosco di persona tuo papà, che per chi ci ascolta, lo ricordo, è Roberto Vecchioni, e quindi non c'è bisogno di presentazioni, ma conosco molto bene la mamma di Francesca e ho avuto la fortuna nell'ultimissimo periodo di conoscere anche la nonna di Francesca, che ha fatto 100 anni e io ero lì quando l'ha fatto. Quindi lei viene da una famiglia meravigliosa, e poi vedi, io ci credo a questa cosa che vengono trasmessi certi valori, l'educazione, e quindi poi ti rimane dentro. Noi siamo il frutto di chi ci cresce e siamo al mondo ancora prima di venire al mondo, perché noi in fondo siamo nelle idee, nelle parole e nelle azioni. Io ricorderò tutta la vita mia nonna quando mi diceva, salutandomi, che io faccio sempre ho fatto per tutta la vita avanti e indietro, Roma Milano, no? E lei era a Roma, io vivo a Milano, quindi mi salutava sempre ormai anziana, non sapendo se mi avrebbe rivista, no? Quindi con quel magone di chi, come se fosse un ultimo saluto senza sapere se lo è o no, e mi diceva sempre sì, una brava persona. E questa cosa per me è quello che un po' la sintesi di tutto. È quello che bisognerebbe dire sempre. Se tu me lo concedi, credo che sia diciamo come prologo a parte nel tuo libro. Io ho trovato una cosa, fra l'altro nominiamolo il titolo perché credo che sia ancora disponibile, si può trovare, il libro di Francesca Vecchioni, Ti innamorerai senza pensare. E ho trovato questa cosa, io la leggo perché non posso dire che te la recito o te la declamo, però la dico perché è veramente bella. Ho sempre voluto essere madre, ho sempre immaginato di avere una famiglia numerosa, come quella in cui sono cresciuta. Tante chiacchiere, tanti interessi, tanti entusiasmi da condividere. Se devo essere davvero sincera, non ho mai, per un solo momento della mia vita, creduto di dover rinunciare alla gioia di crescere un figlio e di potergli insegnare a lui per imparare io stessa con amore, senza davvero aspettarmi niente di più stupefacente che soltanto guardarlo crescere. E però per me era diverso. Queste parole, Francesca, sono molto belle, immagino nella copertina del libro, vero?
Sì, sono nella quarta di copertina, sì. E quindi io mi auguro che siano uno stimolo per chi ci sta ascoltando per andarlo a acquistare il tuo libro, che insomma è un libro, tra l'altro. È un libro molto importante. Io spero... Si trova anche, si dovrebbe riuscire ancora a trovare. Spero per quei tempi che abbiamo qui radiofonici di aver detto un po' di belle cose. Per maggiori informazioni, dove possono andare i nostri ascoltatori a vedere le info? Intanto io ho fondato e presiedo Diversity, che è questa associazione no profit che si occupa proprio di fare cultura sull'inclusione, e facciamo tante cose a partire dai Diversity Media Awards, che è un bel premio che diamo tutti gli anni nel mondo della comunicazione, fino a molti altri progetti anche dedicati alle aziende, ai brand, ma proprio per cercare di spingere l'immaginario collettivo a migliorare se stesso e gli altri. E in questo senso diversitylab.it è il sito, Diversity Lab sono tutti i social, quindi @diversitylab, e naturalmente insomma ci siamo, chiunque volesse scriverci su Facebook o sul sito noi ci siamo. Assolutamente. Francesca, grazie ancora per aver accettato il nostro invito. Noi ci rivedremo sicuramente da tua mamma quando ricapiterai a Roma, nelle varie serate dove noi siamo colonna sonora ormai da tanti anni di tua mamma Irene. Ti ringraziamo ancora, passa una buona giornata, una buona serata anzi, e poi un buon tutto generale come sempre. Grazie a voi. Grazie Francesca, grazie a tutti, grazie.